Bella raga, ciao a tutti, raccomandone veneziano, siamo su Football Manager 2023, siamo ancora con la versione beta, ho già preinstallato i vari loghi, faccine, kit, robe varie, e niente, adesso dopo, visto che voglio fare, adesso non so, probabilmente sarà già uscito il video di Football Manager Story, ci sarà anche gli obiettivi su Football Manager 2023 appunto. Ho scelto il Napoli perché insomma è troppo bello da giocare a Napoli, cioè, da milanista proprio mi gaso, è troppo bello, veramente, ma non tanto solo per il gioco, proprio per l'intensità, il modo, poi vabbè, Kvara, lasciamo la scelta Kvaradona perché ormai è così per i napoletani, solo a vederlo ti viene il pippo duro, quindi cioè, non puoi non giocare con un giocatore del genere. E allora, come prima Football Manager obiettivi di quest'anno ho scelto il Naples appunto e l'obiettivo sarà abbastanza rapido, comunque sicuramente non sarà una lasciata come su Football Manager vecchi, però comunque insomma saranno 2 stagioni, quindi per il Napoli l'obiettivo è 2 stagioni, posso fare quindi questa e tutta la prossima, e devo vincere almeno o un trofeo importante, quindi o il campionato che manca a Napoli da qualche annetto, o la Champions League, vabbè magari, o l'Europa League, metto anche l'Europa League tra i trofei importanti, o e uno secondario, quindi uno importante più uno secondario che può essere Team Caz, Supercoppa Italiana, Conference League ovviamente speriamo di no, e così insomma, quindi un titolo importante, quindi o campionato o Champions o Europa League, e più un titolo diciamo secondario, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Conference League. Questi sono gli obiettivi, quindi almeno 2 trofei devo vincere, uno importante e uno no. Se ne dico di più, ovviamente è meglio. La squadra è quasi completamente, cioè, non è che devo fare grandi colpi, vorrei tentare un'ala destra se possibile e magari qualcosa in difesa, adesso vediamo, perché sì, per carità, il soldato Kim, qua il generale Kim, cioè te lo godi solo a vederlo, punto. Quindi non servono presentazioni. Ramani, sì, questo mi fa un po' cagare a me sinceramente, però non è neanche semplice trovare un centrale degno di nota. Adesso vediamo. Mario Rui è un po' l'intoccabile, so che a Napoli è un po' l'idolo, e poi insomma anche forte comunque, quindi bene o male centrocampo fortissimo, con belle riserve, anche abbiamo una squadra anche lunga. E vabbè, l'attacco, ecco, l'ala destra, forse a me Lozano sinceramente piaceva forse qualche volta il PSV, però se posso trovare di meglio sicuramente è positivo. E dopo bene l'attacco lo stesso, anche con belle riserve. E niente ragazzi, vedo un po' le tattiche e le robe, faccio un po' di mercato, cioè vedo un po' chi vuole venire e vediamo un attimo di capire. Non sarà semplice perché se va a portare lo scudetto a Napoli è un po' dura perché ragazzi c'è poco da fare. Il Napoli ha vinto con il più grande giocatore della storia del calcio, Diego Armando Maradona, quindi non è semplice ripetersi, ma ci proveremo. La squadra tutta poter far bene. Ecco, il portiere non è neanche il portiere, diciamo, non è il ruolo che mi casa di più, per quanto Meret non è male, però insomma c'è di meglio secondo me. Niente ragazzi, ci becchiamo tra un po', voglio un attimo sistemare la tattica e le cose, insomma, di primaria importanza. Allora ragazzi, prima cessione, so che è una cessione un po' così perché è un bel giocatore e nel ruolo dove forse ho più bisogno, però vendo Metropolitano ragazzi, cioè non ce la faccio a vedere un giocatore ex Inter che a me non è mai piaciuto in squadra, quindi insomma non sono andato d'accordo dopo la presentazione, mi è stato sui coglioni, quindi lo vendiamo, 10 milioni non è una gran cifra, però ci togliamo via anche comunque un ingaggio da 4 milioni, quindi non poco, e sta arrivando un colpaccio, cioè nel senso colpaccio, il classico disco comendiano, faccio lì su un giovane di 19 anni alla destra. Vediamo se era l'invincente, anche perché se no andavo su giocatori che sinceramente non... cioè, magari adesso un po' più affermati, però... Non lo so, è vero che ho un progetto di 2 anni, però voglio tentare la pazzia, cioè, mi diverto di più con la scommessa comediana, una scommessa carissima, chiaramente pagata a rate, quindi insomma non mi va via tanto di budget all'inizio, poi comunque ho messo le trattative al 50% di... cioè che in caso di cessione prendo il 50%, tanto comunque faccio 2 anni, e comunque se sono giocatori che non vado mai a vendere faccio sempre questa cosa sinceramente, quindi ho potuto fare delle rate alte con un stipendio iniziale, cioè uno stipendio, un'offerta iniziale bassa, però dopo chiaramente in 3 anni tanti soldi. Comunque Politano ci saluta, ciao Politano, lo commento anche. Ehm, buona fortuna. Va bene, ciao vecchio mio. Vaffanculo, va.
Boh, siamo al 24 luglio, il mercato continua. Offerta del Man City per Zielinski, rifiuta. Ciao. Eccolo qua ragazzi, a fiori, ecco l'acquisto. Arriva il ragazzo prodigio, Jeremy Pino, un giocatore che amo tantissimo, che seguo già da un bel po', adesso ormai è sulla bocca di tutti. Ma Jeremy Pino è il colpaccio, in realtà è un colpo abbastanza pesante perché comunque è vero che mi tolgono solo 14 milioni adesso sui 26 che ho, però con 1000 clausole può arrivare a 72. Raga, è una cifra altissima, però un ragazzo prodigio di 19 anni non possiamo non provare a prenderlo. Cioè, ora è vero che lui è un piede destro e gioca meglio a sinistra, però gioca naturalmente anche a destra e sinceramente voglio rischiare Pino. Cioè, se va male sono cazzi perché chiaramente ci spendiamo tanti soldi, però chi non risica non rosica. Jeremy Pino, Kvara o Quara, mi preferisco Kvara, Schelia, Kvaradona e Osimhen saranno le bocche di fuoco di questo Napoli. Accetta, mamma mia, ho già paura. Se De Laurentiis accetta sto colpo, vediamo se lo accetta. Boom, acquisto record ragazzi, spendaccione. Proviamo ragazzi, proviamo Pino, Lozano a destra, insomma mi sembra comunque non male. Ok, perfetto. Record. E arriva anche Wilfred Singo come terzino destro perché Di Lorenzo si è fatto male 3 settimane. Però abbiamo solo lui praticamente. Abbiamo Zanolli, che anche lui è rotto per qualche settimana. E allora ho detto mi prendo anche Singo, o Singo, lasciamo la scelta, lo sapete. Che sicuramente è più forte in fase offensiva, però insomma può far bene anche come terzino ovviamente offensivo, però perché comunque come diciamo marcatura non ha molto, questo lo sappiamo, però almeno un giocatore in più. Sinceramente siamo sempre là, non c'erano alternative. Purtroppo l'altro anno c'era l'acquisto Calulu che lo prendevo ovunque perché costava poco, adesso Calulu lo vogliono 60 milioni, quindi andiamo su Wilfred Singo e sinceramente sono delle idee che può far bene. Adesso lo alleniamo subito a bomba in marcatura, però ripeto, lui deve avere compiti offensivi e comunque non è il titolare, cioè anche se lui vuole essere titolare fisso è chiaro che Di Lorenzo è la priorità. Ok, 3 milioni. Ok, perfetto, 18 milioni totali, il mercato è questo, ciao. Ok. Quindi 2 colpacci arrivati ragazzi, 2 colpi importanti per il Napoli che deve portare a casa i 2 trofei di cui uno pesante. Allora portiamo Jeremy Pino, mettiamo anche Zerbin, comunque ce lo cazziamo, e Wilfred Singo. Di Lorenzo a 14 marcature, questo fa capire la differenza. Allora Pino lo mettiamo qua. Allora il buon Jeremy però gli facciamo fare, la vediamo un attimo, le caratteristiche di Pino. La lezione non è ancora devastante, lo alleniamo là infatti. Ok, passaggi e dribbling, i punti forte. Allora, quindi proprio ala offensiva. Ok, allora meno spesso, perfetto. Facciamo libertà di no, direi di no. Allora dribbla di più, tira di meno e ok, teniamo così onestamente, perfetto, buono, sono soddisfatto. Qua purtroppo intanto togliamo anche Di Lorenzo e mettiamo Singo. Allora vediamo un attimo Singo. Allora resistenza 14, direi di andare così, passaggi a 13, quindi non male, cross 12. Allora
possiamo anche rischiare. Beh, come ti dribbla? Allora, dribbling 14, no, dribbling cazzo sì. Tiro direi di no. Io qua voglio provare un giocatore comunque che la tecnica non è una tecnica incredibile, però non è neanche una merda. Boh, bisogna anche rischiare. Ok, andiamo subito. Allenamento individuale. Allora, Jeremy Pino. Tiro, finalizzazione, ok. E single posizionamento difensivo. Vediamo se migliora un po'. Ho preso anche un po' di preparatori. Però non posso più prenderne, cioè De Laurentiis mi ha detto basta, perché De Laurentiis si deve risparmiare. Ho migliorato molto qua i portieri, moltissimo la tecnica qua, la tattica del possesso, tutta la parte qua ancora siamo un po' carenti in tattica di attacco e tattica di difesa. Vabbè, insomma, miglioreremo quando il buon De Laurentiis ci lascerà comprare qualcuno in più, qualcuno dello staff in più. Raga, sono una pippa atroce, pensavo di aver registrato la prima partita, invece non era registrazione, zio, ok. Comunque vittoria di misura 1-0. So proprio un goldon, però scusate raga, eccola qua. Vittoria 1-0 con il gol di Osimhen al 45esimo, partita bruttina, solo 2-3 occasioni come azioni chiave, però un buon risultato all'Olimpico, ci sta, buon 1-0. Mi dispiace raga, veramente un coglionazzo. Non ho visto che non c'era la spunta dell'invidia del programma. Vabbè, ci guardiamo la partita a questo punto. Volevo fare quello che facciamo sia Torino che Milan. Quindi subito calendario bello tosto, ragazzi. Che palle, però. Siamo Torino in casa, dobbiamo fare i 3 punti. E poi siamo contro i campioni d'Italia. Ok, ragazzi, intanto Milan, Atalanta, Lazio, Inter hanno già giocato, hanno anche già vinto. Quindi già pressione per noi. Allora, visto che l'avevo spiegato nella partita prima, lo spieghiamo adesso. Allora, questa è la formazione. Ora abbiamo due difensori che insomma Kim ha anche il compito un po' di impostare, mentre qua abbiamo Juan Jesus, aspetta che lo togliamo subito per mettere il rientrante Ramani, ok. Vediamo se è tutto a posto qua. Allora, passaggi 12. Sì, facciamo così, dai, ok. Boh, quindi il buon Kim, il generale, non lui per una marcatura stretta, ok. Boh, allora qua attenzione, intanto riteniamo il suo supporto, che voglio un attimo capire se possiamo permetterci di andare in fase offensiva anche con loro. Centrocampo muscolare, dove Lobotka però deve fare anche, diciamo, il Xavi della situazione. Però tutti e due devono supportare e recuperare il pallone, soprattutto Anghissà. Zelensky è un po' il creatore di gioco, quindi può spaziare ovunque. Kvara e Pino devono spaccare i culi praticamente, nel senso Kvara no, però perché l'ha invertita, scusa? Sì, scusami, perché supporto no, deve attaccare. Sì, diciamo Kvara deve rientrare e invece Jeremy deve diciamo non gioca come alla invertita, quindi in pratica deve sfornare dribbling, allargare il gioco e crossare tanto, queste sono le sue caratteristiche e quindi deve farle bene. Questa è già anche in salita, perfetto. E niente, come noi giochiamo ovviamente offensivi, gioco sulle fasce, è quello che mi chiede anche la società, un gioco divertente e soprattutto riprendere i giocatori giovani, è quello che ho fatto con Singo e Jeremy Pino. E niente raga, direi di andare, la squadra è ancora a livello di familiarità mi sa già bene, ma come forma fisica una merda. Questo non mi piace. Ok. E dopo cercherò di prendere un centrocampista perché siamo un po' a corto, forse Sirigu è morto, perfetto, entra Marfella, un grande portiere, molto bene. Manchiamo ancora del ritmo partita, preparazione è andata non c'è benino perché tanti pareggi. Boh.
Siamo i favoriti, ragazzi, per piacere. Stanno già correndo le big. Voglio una bella vittoria al San Paolo. Stadio vuoto però, che palle, dobbiamo riempirlo noi. Vai Mario, vai Marione. Zielinski la perde male, ma recupera Vittorio. Dai Vittorio, cosa... vai Kvaradona, vai Kvara. Sarebbe Kvara, perché lo chiamano qua, quello su più Kvara. Attenzione, Osi, boom. Attenzione per la forza VAR. No, gol. No, non mi sono... Stop. Non ci credo. Stop uguale. Stop alla guerra che qua c'è, bellissimo. Ma Jeremy bravo, Kvaragon. Mamma mia, bravissimi. No. Lodiamoli. Proprio quello che deve fare Pino, perfetto, grande Pino. Attenzione però che la puttana non è finita, bravo Mario Rui. Dai Marione lancia Kvara, la mette in mezzo, no, un po' egoista qua, Kvara e Kvara. Zielinski. Osimhen Paolo, qui stiamo giocando bene però. Non riportare lo scudetto a Napoli, cazzo. Attenzione ancora Jeremy, va Jeremy. Lo scarpette viola me lo godo Pino, che cagata, scarpette viola perfetto per Pino. In generale, Di Lorenzo. Comunque Singo o Singola sono sempre voi la scelta, perché comunque l'accento è una prerogativa come indiana, ma sono sempre voi la scelta. Ho giocato bene la prima partita, Di Lorenzo ancora leggermente infortunato la bocca. Peccato. Stiamo giocando tutti bene, forse quello che ho visto qua è proprio Zielinski. Possiamo fare ancora meglio, ragazzi. Beh, aspettiamo. Quindi cambi, cominciamo dal 60esimo magari. Noi lo diamoli sempre 8 Kvaratskhelia, ragazzi. Kvaratskhelia. Come lavoro. Allora, tattiche. Vediamo un po' la condizione 8 e madonna. Mamma mia. Allora, togliamo via Zielinski e mettiamo Dombele. Perfetto. Poi qua come stanchezza i centrocampisti sono stanchi, però anche qua io direi di preservarlo finché possiamo. Mettiamo Elmas, così lo proviamo. Elmas destro, ok, e Lozano per Pino. Su tante partite dobbiamo fare sempre comunque turnover positivo. Qua possiamo anche permetterci, tanto mi sembra che le cose stiano andando bene. Ok, almeno ci stanchiamo meglio. Attenzione, Osimhen. Ultimi cambi, esce Osimhen, entra Simeone, centravanti, e l'ultimo cambietto Ostigar per il generale. Perfetto. Lui cross, mamma mia,
sheet, cazzo. 19 tiri a 2, insomma, un po' dominato. Torino poca cosa oggi. Brandon missile, peccato. Simeone. Comunque la squadra lunga abbiamo Di Lorenzo. Bravo, peccato. Buono. Ottimo 2-0. Buono, se andiamo contro il mio Milan, contro i campioni d'Italia, vediamo. Possiamo già vedere. Elogiamolo. Ok. No ragazzi, è una figata questa, cioè, chiudo per il discorso di copyright. No, non credevo, addirittura così, che figata. Cos'è qua? Ciao. No, vabbè, finalmente una roba così, ciao. Vabbè, inizia il sorteggio. No, no, vabbè, ciao. Godo come un porco, bene. Ma si può andare avanti? Inizia il sorteggio. Gruppo A. Sì, ciao a tutti, ma possiamo andare? Ok, Ajax. Allora, che a questo punto chiudiamo con questa chicca mostruosa. Col Milan giochiamo con calma nel prossimo video. Sì, per andare un po' più veloce. Ajax, gruppo, ok. Ma guarda che bello! Sì, non è velocissimo. Milan nel gruppo 2. Vabbè, gustiamocelo così, ci sta. Gruppo C. No, cerimonia Ostrud Gullit. Il Real de Madrid. Vabbè, tanto noi ce ne freghiamo. City, Monaco, vedi. Francoforte nel D. Cos'è l'update generale? Ah, ok, qua te lo dà così, ok, perfetto. Fascia 1, fascia 2, fascia 3, fascia 4, ok. Gruppo E, il Porto. Vabbè, qua chiaramente devo ancora iniziare il gruppo F. Mancano Bayern, City o PSG. Sì, lo so, Gullit, il City devi evitare, lo so. Lo so, piccolo Ruth. Guarda, qua sono tutte quante le cose, live reaction, no. Gruppo G. Vabbè, PSG e il basta. Nell'H manca il City da... boh. Sì, se potessi fare leggermente più veloce, ma... ok. Boh, adesso comincia il divertimento. Con la fascia 2, pot 2. Fascia 2. Pot 2. Vediamo con l'Ajax chi va. La Juventus. La Juventus è con l'Ajax. Gruppo B con l'AC Milan di Milano. Non può, vabbè, chiaramente dove è già andata. Va il Lipsia. È andata molto bene l'AC Milan di Milano nel gruppo B. Gruppo C, Real Madrid. Furio Pappagallo, fanno le cose in grande. Real Madrid,
col Tottenham, bellissimo che sta il Barcellona con la fascia rossa perché non si possono incontrare. Figata, atrocissima, una delle più atroci forse. Quindi Real Madrid Tottenham, Conte si becca il Madrid di Ancelotti. Eintracht Francoforte. Ma insomma vi muovete o no? No, ciao. Con l'Atletico Madrid. Questo è un girone che andrei volentieri se ne fascia 3. No, vabbè, queste sono chicche però alla fine. Questa è veramente una chicca stupenda. FC Porto. Liverpool. Bene, no, è giusto gustarselo così la prima volta. Sorteggi di Champions fighissimi. Bayern Munich. Barcellona. È come la realtà questo, bello. Gruppo G, del gruppo del PSG. Ma insomma non vi muovete o no, questa è fantastica, con tutti mi piace. PSG, solo il Siviglia può beccare. No, scusate, il Chelsea. E il City, solo il Siviglia. Bella PSG Chelsea. Un po' fortunato il Man City. Ok, tocca a noi adesso. Con Ruud Gullit che fa la ceremony host. Bene, si va al pot 3. Con l'Ajax non può andare né Inter né Napoli ovviamente. Ajax, Juventus e Borussia Dortmund. Un girone delle finali della Juve questo di Champions League. Con l'Ajax una vinta, una persa, col Borussia una persa. Ok, gruppo B. Milan, Lipsia non possiamo andare noi e neanche l'Inter ovviamente, e neanche Leverkusen. Benfica ragazzi, il sorteggio per il momento sembra abbordabile quello del Milan, che se Benfica abbiamo visto che è una squadra dura. Gruppo C. Ecco qua speriamo di no, Real Madrid Tottenham. Salisburgo, il Salisburgo. Bel girone questo. Gruppo D. Ecco qua ci posso andare volentieri. Qua posso andare Shakhtar Sporting o Napoli, ti prego. Shakhtar Sport, dai. Shakhtar, zio, che porca, sarà girone duro probabilmente. Porto, Liverpool. Non è piacevole andare a Liverpool, però anche la realtà è successo, quindi vediamo. Ed è proprio Napoli, ragazzi. Sfidiamo il Liverpool e il Porto. Vabbè, il Porto ce la possiamo giocare, il Liverpool sarà dura. Qua si arriva l'Inter, rido. Bayern Monaco, Barcellona. Solo Inter o Sporting qua. Incredibile, proprio l'Inter. Sembra il girone di Champions, non ci credo. Adesso c'è il gruppo G. PSG Chelsea, questo è un girone veramente di ferro. Vediamo se capita Leverkusen. Però quello dell'Inter è impossibile ovviamente come realtà, però l'hanno passato nella realtà, quindi complimenti a loro. Sporting Lisbona. E quindi Leverkusen andrà col City. Man City, Siviglia e Leverkusen. Comunque sorteggio, beh, City passa perché è un squadrone, però per la seconda posizione è un bel duello. Ok, pot 4. Pot 4. Vediamo con Ajax, Juve, Borussia Dortmund. Copenaghen, quindi insomma il Copenaghen è un po' la squadra materasso. Favorite Juve e Borussia Dortmund, con l'Ajax però mina vagante importante. Gruppo B. Il gruppo B vede
i Rangers. Sorteggio veramente fortunato per il Milan che dovrebbe passare insieme all'Ipsia teoricamente, però occhio Benfica con squadrone, cioè è una bella squadra, Real Tottenham Salisburgo, vediamo qua. Marsiglia, bel girone questo ragazzi, Real Tottenham Salisburgo, Marsiglia è un girone veramente coi contro, adesso tocca il girone Materasso, adesso arriverà Ludogorets, ci scommetto. No, Trabzonspor, però il girone è veramente inguardabile. Insomma, il nostro girone speriamo a sto punto il Ludogorets, no Dinamo Zagabria e Celtic ti prego, neanche il Bruges, no Ludogorets serve qua. Celtic, madonna di Dio. Oh. In realtà il Ranger qua è il settimo, anzi girone tosto, girone tosto. Vediamo nel girone della morte, se arriva anche il Bruges, so cazzi. Ludogorets almeno l'ultima è scarsa, quindi Ludogorets teoricamente 0 punti, un po' il Pilsen diciamo, e se la giocano Inter e Barça perché il Bayern sembra di un'altra categoria. PSG Chelsea Sporting. Club di Bruges, squadra di Charles de Ketelaar che deve un po' svegliarsi. E alla fine la Dinamo Zagabria va con Siviglia, Leverkusen e Man City. Finiscono qui i sorteggioni della Champions League, voglio gustarmeli così perché veramente meritava così vedere queste futures nuove. Perfetto, finito. Bellissime anche le reaction. Perfetto. Quindi adesso finire. Cazzo devo fare? Sorteggi completati. Boh. Termina. Ecco i sorteggi ragazzi, per un sorteggio non semplice. Porto, Liverpool, Napoli appunto e Celtic. Buono raga, siamo visti anche i sorteggi di Champions con la musichetta. Un saluto dal commendatore veneziano, nel prossimo video partiamo a bomba perché gli obiettivi non sono semplici, dobbiamo portare a casa almeno un trofeo grosso in 2 season. Raga, alla prossima, ciao!